benvenuto al nostro ospite della domenica, Ernesto Maria Ponte. Grazie di essere qua, complimenti. Già siamo sorridenti perché nel fuori onda avevamo cominciato le sue battute. Insomma, diciamo che il percorso, vabbè, già basta parlare di fare Palermo-Catania in autostrada che già fa ridere di per sé, anzi è già comica l'autostrada di suo. È una battuta vivente. Ma perché? No, perché guarda, ti giuro, arriva a un certo punto il navigatore mi ha detto non sono di qua. Ha fatto una strada, dice guarda facciamo una cosa, pigliamo montagne, forse è meglio. Grandioso. Allora, lui è con Finiti sotto un ponte all'Agricantus di Palermo, tutti i weekend fino all'8 di gennaio, atto unico poetico ma anche divertente come nelle corde del nostro ospite, e appunto un uomo che finisce sotto un ponte per una serie di errori. Ho giocato col mio cognome, come spesso faccio, diciamo, quindi ovviamente ho preso spunto da una situazione che un po' stiamo vivendo. Allora l'altro giorno, insomma qualche mese fa, parlando con un mio amico che ha un'attività, è un ristoratore, mi ha detto, mi è arrivata una bolletta del gas di 25.000, insomma, basta, io chiudo e mi vado a buttare sotto un po'. E io disse, aspetta un minuto, cara, io racconto questa storia. E quindi è la storia di un disperato, diciamo, uno che tra pandemia, tra questo, quest'altro, guerre, rincari ed energie tu dici, varie... purtroppo non è una cosa No, così... no, è esasperata, ovviamente la comicità impone una certa esasperazione, dove poi, devo dire la verità, che scritto insieme a Salvo Rinaudo, con Clelia Cucco e in scena, chiaramente intervalliamo anche momenti riflessivi diciamo sul sociale che servono anche ad ampliare un pochettino l'argomento. Vediamone un momento, vediamo un pezzetto e poi magari lo commentiamo insieme. Io faccio, io qui me la squazzo. Ho deciso di non fare più cazzo, darmi sul lazzo, di fare schignazzo. Voglio vivere senza imbarazzo, come un pupazzo non diventa paurazzo. Vivere senza farmi più il mazzo, in terra scorazzo, nel cielo svolazzo. Darmi solamente l'impazzo, seguire l'andazzo finché non stramazzo. Darmi solamente l'impazzo, seguire l'andazzo finché non stramazzo. Penserete ora m'ammazzo, il sogno pazzo, qui me la sguazzo, yeah. Bellissimo, Ernesto Maria Ponte. Insomma, sì, è Canti l'inizio. anche Benone, Insomma, vabbè, io sono accompagnato dal mio amico ormai decennale, Tony Greco, alla chitarra. Sì, insomma, diciamo che ho anche fatto una scuola, ma voglio dire, il canto per me è fondamentale. Anzi, devo dire la verità che la mia prima passione è stata la musica. Ah, sì, Sì. Mi ricordo che i primi tempi, i miei primi giochi erano nei locali palermitani negli anni 90 e mi divertivo a fare questa cosa così. E quindi per me è impensabile qualsiasi tipo di spettacolo, che possa essere una commedia, che possa essere una pièce teatrale, un atto unico, un monologo di cabaret. Per me è impensabile non avere qualcuno che mi sono ulato e io che possa pure esprimermi. Però poi tu ti sei dato al teatro, e con chi niente di meno, con Proietti? Sì, diciamo che poi alla fine sì, ho fatto vari tentativi, perché il teatro chiaramente era la mia passione, il grande mitico Gigi. Eccolo qua. Sì, addirittura siamo a un mio compleanno a casa mia a Palermo, pensa un po', stavamo facendo una tournée con Leggero Leggero, su uno dei suoi spettacoli di gran successo. Sì, era il 92 quando io entrai alla scuola, al laboratorio di Gigi Proietti. È stato il suo ultimo corso, perché poi lui non rinnovò più i vari contratti burocratici con la Regione Lazio per le sovvenzioni, e quindi è stato, credo che tutto quello che io faccio, ecco, tu mi parlavi del
del canto. Era una scuola dove c'era veramente tutto. E c'erano dei grandi artisti. E lui com'era personalmente? Ma, beh, insomma, la simpatia, la disponibilità, la tranquillità di questo maestro, che non incuteva nessun terrore, come molto spesso accade nel mondo dello spettacolo, tu mi insegni. Era semplicemente disponibile, non imponeva dei dettami precisi, cercava di farti capire a te con il tuo fisico, con la tua espressione, dove potevi arrivare. Poi però sei tornato in Sicilia. E questo è stato secondo me un momento, non lo so perché, paradossalmente in quegli anni venire dalla scuola di proietti, tornare in Sicilia mi spalancava parecchie porte. Paradossalmente ho trovato cioè mentre a Roma ero uno tra tanti, in Sicilia ero uno tra i pochi. Certo. E parliamo di un periodo dove non c'era il web, non c'erano chiaramente i social, quindi già, ecco, questo stavo vedendo ogni tanto, vedo le foto, quello accanto a Gigi è un Enrico Brignano, sì, improponibile. Brignano. Ecco, sulla sinistra. Sì. Improponibile, nel senso giovanissimo Enrico lì. E quindi poi chiaramente venendo qui a Palermo, cioè in Sicilia, sono riuscito ad affermarmi, e poi diventava difficile mollare quello che qui ero riuscito un po' a costruire, grazie anche a questa emittente, perché devo dire che anche storicamente questa emittente ha dato tante possibilità. Antenna Sicilia, ma poi anche tante altre cose televisive. Proviamo a vederne una, per esempio, Via Castellana Bandiera. Vediamo. Ah, addirittura. Se andate indietro, noi passiamo. Noi siamo arrivati, abitiamo là dietro di lei. Perché non va indietro? Mia suocera è fuori, completamente fuori. E con questo siete andati a Venezia. Questa è stata una bella esperienza. Poi Madante, insomma, è un grande personaggio del teatro italiano, nazionale, anche internazionale. Siamo molto amici, tra l'altro, quindi c'è un rapporto di grande complicità, perché seppur con due strade completamente differenti, posso dire che con Emma Dante abbiamo veramente cominciato insieme a muovere i nostri primi passi, e poi con delle strade che ci hanno... diverse. E lei, mi ricordo che mi ha chiamato, la sua prima opera cinematografica, e mi ha detto: "Cioè, Ernesto, ti voglio, ci devi essere", ed ecco che poi alla fine, insomma, ci sono stato. Bello, poi andare a Venezia è fantastico. Sì, insomma, certo, assolutamente sì. Poi una cosa più siciliana, forse con Benigno, Il colore del dolore. Sì, lui ha fatto questa opera, questa sua prima regia cinematografica, dove racconta un po' la sua storia, quindi devo dire molto, molto dura, molto aspra, bella, anche affascinante dal punto di vista narrativo, e quindi con Francesco mi ha messo in mezzo pure in un ruolo all'interno di questo film. E quella regia di Marco Risi, La regia di Merino, questo no, questo film no, questa non è la regia sua, di Roberto Benigni. Lui chiaramente aveva fatto la regia con la regia di Marco Risi, Bene per sempre, e poi Sì. Ragazzi fuori. E questo ti ha dato molto, anche questo. Questo è un film, però purtroppo questo film ha avuto soltanto un problema: è uscito in piena pandemia. Aia! E quindi nelle sale è stato pochissimo, non ha avuto una grande... Vabbè, purtroppo ecco, la pandemia, diciamo, che ha causato i suoi danni un po' a tutti, e quindi anche questo film purtroppo ha avuto questo piccolo problema. Ma speriamo, magari la televisione lo riprenderà. Vabbè, sicuramente. ma sicuramente. Invece questo è più recente, Un mondo sotto social. Questo, Un mondo sotto social è veramente una bella esperienza. Fresco questo. Fresco, di giornata, con i miei due... Io adoro questi due attori, artisti. I soldi spicci. I soldi spicci, Claudio e Annandrea, che hanno un po', diciamo, sono affezionato a loro perché hanno iniziato con me,
ecco, mi sento di dire che, insomma, avendo fatto scuola con me, io avevo un corso di recitazione a Palermo, loro l'hanno frequentato, si sono conosciuti in quel corso e da lì è partita la loro avventura di duo, prima chiaramente in forma mediatica, ecco, con i social, e poi arrivare al punto di fare un film, 2 film, questa è la seconda loro opera cinematografica. Ma è vero che siamo in un mondo sotto social, eh? Ma sì, assolutamente sì. Come te la cavi tu? Io me la cavo male, tra l'altro guarda, sono proprio uno che è stato danneggiato perché talmente ignaro, ero riuscito a imparare a muovere i miei primi passi con i social, con la mia pagina web, eccetera, la mia pagina Facebook. E appena ho cominciato a raccogliere i frutti, quindi ad avere 40.000 follower, Caspita. a gestirli, a farli, a riuscire anche a smistarli, a pubblicizzare i miei eventi, me l'hanno, come si dice a Milano, sciullato. Quindi è sparito. Un giorno craccato completamente. No. Ancora faccio dei tentativi, un paio di mesi fa. Ma Instagram niente? No, Instagram ce l'ho, però Instagram fa dei numeri, Instagram ha una realtà molto più giovanile e per noi un pochettino più attempatelli, diciamo, dobbiamo cercare di, Senti, di TikTok riuscire. Dove c'erano tutti, pure i politici ormai. TikTok niente, poi da quando c'è entrato Berlusconi ho detto pure io. Che chi fa? E quindi ti sei messo su TikTok? E su TikTok ogni tanto gioco, scherzo, E ce n'hai faccio, tanti sì. di follower? No, ancora su TikTok no, perché è un'esperienza assolutamente nuova. Su Instagram c'ho quelli giusti, attenzione. Ma danneggia o non danneggia? Allora, io devo essere sincero, avendo avuto l'esperienza dei Soldi Spicci, anche devo dire i Sansoni, che sono pure un duo molto conosciuto sui social, che sono anche ragazzi che hanno fatto una scuola con me, seguendo un po' loro ho capito quello che è l'andazzo del social. E mi fa paura, perché? Perché avendo io invece costruito una mia carriera, un mio, diciamo così, tra virgolette, una mia popolarità, seppur magari limitata alla regione Sicilia, anche se ho fatto delle cose a livello nazionale, però devo essere sincero, io penso sempre, quelli che mi guardano e che mi hanno seguito in teatro, che sono venuti, perché fortunatamente il teatro, quando ci sono io, beh, insomma, un po' di gente si presenta, e devo essere sincero, temo di fare quella cosa, quella cavolata che magari poi i miei stessi spettatori dicono: ma chi sta facendo? Ma perché? Io ho sempre mio padre che quando vedeva le trasmissioni comiche, certe volte gli usciva dalla bocca: ah, chi sei cretino? Io, dai, che cretino chi? Allora, certe volte io quando faccio televisione, quando sono in una situazione, penso sempre che ci può essere da banna qualcuno, dall'altra parte qualcuno che mi dice: ma un padre che dice: dai, che cretino chi? Non credo proprio. Senti, ma recentemente a Palermo c'è stata Chiara Ferragni e è successo il finimondo. Ah, voglia, sì, e poi ho visto che e tutti i social... questo che vuol dire? Questo vuol dire che comunque no, voglio dire, è la popolarità, io vedo che ci sono... Cioè che lei non fa televisione, però sta è bene una lì. diva pazzesca. Quello che prima, beh, insomma, parlando con te che hai fatto tantissime, che fai televisione, chiaramente la televisione che adesso un pochettino sta perdendo dei colpi perché appunto il giovani, social... Sì, io vedo i miei figli, io ho 2 figli, 16 e 11 anni, che a casa, quando sto con loro non hanno minimamente, cioè loro passano dal cellulare alla piattaforma, cioè la televisione. Se io che sono uno che mi piace seguire la politica, sto vedendo qualche approfondimento, poi dico: papà, possiamo prendere la TV? Vabbè, ok. E automaticamente ma non sanno forse neanche se esiste la Rai. Loro passano direttamente Netflix, Amazon Prime, quindi si passa dal social alla piattaforma. E invece tu hai fatto tantissimo, e Agrodolce per esempio. Agrodolce è stata una bella avventura che poi si è verificata una disavventura, nel senso che è veramente qualcosa che noi, è un rimpianto che abbiamo Perché? Aspetta, vediamo un pezzetto e poi ci racconti bene questa cosa. Vediamolo a tutto schermo, per favore. Oh, ma che hai fatto? Tu sei stato? Non ci crederei, ma quello oggi, un sottoscritto, ci ha salvato il culo. Che vuoi dire? Chiedilo a lui. Amoni, perché non lo dice a tutti quanti quello che ha fatto quel delinquente di Cutò per te oggi, eh?
Bastano, ma che cosa è successo? Mi hanno picchiato. È stato Tuccio? No, non è stato Tuccio. Cos'è? Perché non rispondi? Che la voce ti serve solo per dire minchiate e per dare tormento alle persone per bene? E che cosa è Che questo successo? sono io. Agrodolce era nata sempre su un'idea di Giovanni Minoli insieme alla regione, all'epoca la regione Sicilia, grazie a una legge Gentiloni, con dei finanziamenti pubblici partì questa avventura di questo SOP su Rai 3 che doveva avere un po' lo stesso percorso di Un posto al sole, anche perché gli ideatori e gli autori erano uguali. Infatti avevamo tutti i registi che venivano a fare venivano a fare le regie, erano tutti di Un posto al sole. E poi non si è saputo più che cosa è successo attorno. Sono quelle cose che poi sperisci, non si capisce perché. E quindi non si più... Niente, dopo 2 stagioni, si è arenata. A metà, mentre stavamo girando la seconda stagione, tra l'altro con dei risultati ottimi, perché noi subito arrivammo a ottenere dei risultati che Un posto al sole ottenne dopo qualche anno. Caspita. E anche io mi ricordo che andavo una volta io andai a fare spettacoli in Germania, una volta a Brooklyn, sempre per gli italiani, ed ero diventato, mi sentivo Robert De Niro. Tutti seguivano Agrodolce anche perché, essendoci la sponsorizzazione, diciamo la sovvenzione regionale, erano tenuti a fare vedere le location esterne, quindi era girato molto in esterno. Quindi la gente riconosceva gli spazi, i posti, e un po' si era... Peccato, eh? Ma assolutamente, peccato sotto tutti i punti di vista. Senti, poi ultimamente però ti sei dato molto al teatro impegnato, leggero, musical. Vediamo per esempio Sesso e Spasso. E niente, quindi stasera, insomma, così, se si parla di sesso, se qualcuno, diciamo, pensava in una serata di, che ne so, di catechismo, è meglio che se ne va, perché... insomma, la parte principale di questo argomento sicuramente è la camera da letto. La camera da letto, io nel frattempo ne approfitto per levarmi gli abiti, parlare, insomma, chiaramente abbiamo iniziato con questi spermatozoi che sono l'elemento... Non so se la parte iniziale o la parte terminale del rapporto sessuale, forse terminale. Iniziava con una corsa verso l'ovulo e poi finisce con l'analisi fatta in camera da letto con la compagna che sta lì a rivendicare. Dico sempre in questo spettacolo era un po' il fatto che arrivato a un certo punto, eccola, Clelia Cucco, nella coppia poi non si è più puntuali. Lei c'ha il mal di testa e chissà per quale motivo a volte pure a nuaggio ne avevano mal di testa e quindi da lì andiamo a raccontare le incongruenze, non coincidono più ed ecco che la vita sessuale di una coppia, quindi un po' qua c'era anche una grande mano oltre a Salvo Rinaudo di Beppe Tosco che è un bravissimo autore, che è l'autore della Litizzetto, insomma di Ale Franz e di tanti altri. Senti, poi ci sono i modi palermitani su cui ti sei sbizzarrito naturalmente, vediamo anche quello un pezzetto. Non li puoi tradurre, è intraducibile. Il palermitano ci sono delle cose intraducibili. Voi mi dovete spiegare come che Palermo, una città che per il 95% del territorio è in pianura, che dice il palermitano? Salgo, scendo a Mondello, salgo a Palermo, e scendo a Mondello, e a Chianaco su Calatafimi, e scendo a Tribunale, e scendo a Via Cavour. Mica, che cazzo è una scala mobile? E noi siamo a San Francisco, ne passiamo tempo, siccome è in pianura, noi ci facciamo finta che li stiamo affondicando, no, stai chianando, ma sei sempre nonna, sempre d'Asia, ma chiane scenderione. Abbiamo sta cosa di dare il nome alle nostre vie, per noi le nostre vie hanno dei nomi che sono ci sono nomi di vie che noi per abitudine chiamiamo con nome e cognome. Via Isidoro La Lumia, via Nicolò Garzilli, via Alcide De Gasperi. Poi, se Sciut si chiamava Giuseppe, ne fotto un cazzo. Torniamo qua, usciamo. Cosa è successo quindi poi invece? No, questa è una cosa, sono le analisi che faccio io di Palermo, anche un po' così sboccato, però dico, voglio dire, no, mi piace perché poi, il palermitano c'ha un po' queste cose, io dico sempre che noi siamo in una pianura e abbiamo questa cosa, sto
sto scendendo a Mondello, ma perché se siamo Palermo è Pianone, Catania già diventa una situazione dove il sali e scendi è più giustificato, noi no, a Napoli lo posso capire, a Palermo non abbiamo questo. E poi è vero perché noi abbiamo i nomi delle vie, le identifichiamo in quel modo. Se tu dici via Alcide De Gasperi, cioè, allora se invece tu dici via De Gasperi la gente aspetta, oddio. Noi abbiamo via Sciuti che si chiama via Giuseppe Sciuti. Se tu dici scusi la via Giuseppe Sciuti, a me è successo una volta uno Giuseppe Sciuti, no, la via Sciuti le posso dire io. Mi dica la via. E poi insomma, modi di dire, mi fa impazzire, ce n'è uno che io amo in particolare che è siciliano, poi che noi abbiamo questa cosa per esempio di dire come va cummatto, che è un modo di rispondere cummatto, cioè ne abbiamo questo cummatto, modo che combatto, combatto, per la vita è cummatto, commattemo, cummatto con me, suocera commatto, certo come va? Ne fermiamo, vedi c'è proprio una guerra in corso, siamo bellici anche nella descrizione. Bellissimo. C'è ancora un monologo che possiamo forse fare in tempo a vedere, dove c'è il nostro Ernesto Maria Ponte. Vediamo come si esibisce qua. Io che sono palermitano lo posso anche dire. Il palermitano per esempio ha queste movenze ampie. Il palermitano per esempio ha questo modo di essere arrogante, presuntuoso. Cioè quando cammina si piglia tutto lo spazio, no? Cioè palermitano non cammina, nata. I palermitani che litigano, manco se non la faccio, tu stai dicendo, ci sta parlando con me, parlano caparabola, hanno due cose. I palermitani sono anche nel modo di insultare. Se a Milano non taglia la soda un milanese, che dici milanese? Uè, birra, a Roma che dici romano? Ma riportarci a Palermo siamo curiosi. Volevo sapere che assai. Se tu qualcuno ne taglia la soda, diciamo, ma che cornuto sei? Che non è un'offesa, è una domanda, che cazzo c'è a rispondere? Siamo gli unici ad avere l'insulto per delega, Paricci con il noto a toppare, qui ci a me. Abbiamo questo coso per esempio a Roma ti dicono sempre di portarci No, ma sì, questo è pure il cornuto facile, come cornuto padre, non è cornuto chissà. L'intercalata del cornuto è una cosa tipicamente, non so se magari in tutta la Sicilia, ma a Palermo noi lo abbiamo sempre pronto, è un termine che intercaliamo sempre. Ma Catania come la frequenti? Ma a Catania io vengo da un po' che non faccio gli spettacoli. Noi catanesi. Io devo dire la verità che la rivalità tra Palermo e Catania io l'ho vissuta in maniera molto... Cioè, per esempio, io dico sempre ai miei amici catanesi che io mi ricordo che una volta ho tifato Catania perché eravamo in Serie A e il Catania rischiava di retrocedere e fece una partita, l'ultima partita interna con la Roma. Il Palermo era già in zona UEFA, mi ricordo quell'anno. Io misi il canale sulla Catania perché io volevo che il Catania restasse. Mi ricordo che vinse la partita con la Roma e è rimasta in A. E l'anno in cui eravamo tutti in A, Messina, Catania. Quindi dico, io ho questo legame con Catania che è un legame affettivo perché lavorativamente vedo che i catanesi gradiscono molto la palermitanità, come noi palermitani gradiamo molto la teatralità del catanese, che noi siamo molto forse più devoti a un certo tipo di cabaret. Catania invece ha una grande teatralità e quindi ha una tradizione teatrale di un certo tipo. Ho fatto degli spettacoli, ho lavorato con delle cose prodotte da produzioni catanesi. E verrai con Finiti sotto un ponte che adesso è all'Agricantus di Palermo fino all'8 gennaio. Poi pensi magari... speriamo, io adesso chiaramente grazie anche a Mario Russo che gestisce il mio lavoro, la mia teatralità, spero tantissimo di portare questo spettacolo che devo dire ha avuto un esito strepitoso, cioè la gente l'ha gradito, siamo quasi, so che siamo in sold out fino a... Fantastico. Quindi devo dire la verità, spero di poterlo fare qui a Palermo e a Catania, di poter fare, insomma, di farlo Grazie girare. a Ernesto Maria Ponte, complimenti, in bocca al lupo per tutto quanto e ripeto una serie di riflessioni sulla vita finito sotto un ponte tutti i weekend fino all'8 gennaio al Teatro Agricantus di Palermo. Grazie ancora. Grazie a te.